Buongiorno Ministro Costa, questo è il futuro che vogliamo per i nostri figli e per le generazioni future. Abbiamo appreso oggi la nuova proposta per un ambiente più sano, per dei limiti zero. Le mamme no FAS si rivolgono direttamente al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha formulato una bozza dei limiti ammessi ai composti chimici fluorurati, i cosiddetti FAS e le sostanze a loro collegate, negli scarichi in uscita dalle aziende. Dopo i limiti regionali imposti tendenzialmente a zero per le acque potabili, secondo quanto deciso dalla Regione Veneto dopo l'esperienza dell'inquinamento che ha visto come protagonista principale la Miteni di Trissino, ci si attendeva all'estensione del provvedimento anche a livello nazionale. Nella proposta del disegno di legge Green New Deal e transizione ecologica del Paese presentato in Senato nei giorni scorsi, invece sarebbero 30 i nanogrammi per i FOS, 500 nanogrammi per una decina di altre sostanze e addirittura 7000 nanogrammi per il Gen X. Complessivamente un valore 5 volte superiore a quanto fissato dalla Regione Veneto. Limiti peraltro che entrerebbero in vigore solo tra 2 anni, quanto basta per far reagire i comitati dei genitori, ai quali sarebbe stato promesso ben altro. Lei noi ha promesso limiti zero e quello che abbiamo letto su quella proposta di legge non va bene, nella maniera più assoluta. Guardi che siamo veramente stanchi, la nostra gente vuole giustizia, ci vuole un atto di coraggio serio. I limiti allo scarico devono essere zero, come ha promesso.